Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Questa sera parliamo di turismo, in particolare di turismo montano, e si è venuta a creare una sorta di situazione paradossale dove nei grandi impianti sciistici, soprattutto della discesa, che come sapete sono stati bloccati sul nascere, si doveva riaprire il 17 febbraio, poi ovviamente lo stop del governo per questioni sanitarie, mentre dicevo dall'altra parte c'è una Lessinia, quindi una montagna veronese, la nostra montagna, che sta vivendo davvero una nuova vita per quanto riguarda il turismo e per quanto riguarda anche l'apprezzamento dei veronesi nei confronti della loro montagna. Questa sera avremo degli ospiti importanti, a partire da Claudio Erbisti del Centro Fondo di Conca dei Parpari, e poi Elio Venturelli, presidente di Lessinia Tourist Sport SRL, e poi ci raggiungerà anche il sindaco di Bosco Chiesa Nuova, Claudio Melotti. Ma cerchiamo di partire con ordine, di fare un po' di chiarezza. I dati regionali che riguardano il turismo sono veramente drammatici, pensando all'economia. L'ufficio statistiche appunto della regione dice meno 61,1% di arrivi e meno 54,4% di presenze. Tra le più colpite chiaramente le città d'arte, e poi ci sono anche le montagne e le piste da sci, dicevamo. Pensate che la chiusura del comparto della montagna prevede una perdita sostanziale in Veneto di 9,3 miliardi e 900 milioni soltanto in Veneto. Sentiamo quanto duro sia stato l'impatto anche sul turismo in Veneto, lo sentiamo dalle parole dell'assessore al turismo della regione, Federico Caner. Purtroppo molto duro, abbiamo circa il 60%, 63% di debacle, diciamo, di minor arrivi e minor presenza in Veneto. Ovviamente i primi a pagare questo scotto sono state le città d'arte, a seguire poi il comparto del termale e poi infine, diciamo, il lago di Garda, la montagna veneta e poi la costa veneta. Ovviamente tra le strutture più colpite, le strutture ricettive, ci sono proprio gli alberghi, che in particolare hanno risentito anche di una mancanza di afflusso dalle regioni al di fuori del Veneto in particolare, quindi il blocco delle regioni impedisce di fatto che da altri territori, ma anche da altri stati, pensiamo dalla vicina Austria e quant'altro, possano scendere turisti, e quindi si è espresso anche su questo tema Alberto Camposilvan di Assoturismo Confesercenti Veneto, che ci descrive un po' quali siano le perdite del settore alberghiero almeno fino a questo momento. Ma come diceva lei prima, sono veramente enormi le perdite che abbiamo avuto, sia dall'anno 2020, e quest'anno è partito ancora peggio, diciamo, anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere tanta neve in montagna, quindi si paventava un recupero perlomeno di quello che si era perso nel periodo estivo dell'anno scorso. Invece con i DPCM che sono usciti proprio all'ultimo minuto hanno castigato veramente le nostre attività, e non solo le nostre, perché pensi solo agli impianti di risalita e tutto quello che ne compete attorno. Quindi se l'anno scorso è stato veramente difficile, quest'anno non è cominciato bene. E dicevamo che a pesare appunto anche su gli eventuali introiti e quant'altro, e a mettere in difficoltà le aziende del settore, sono stati chiaramente i blocchi per questioni sanitarie, ovviamente per l'emergenza Covid-19, e anche le chiusure degli impianti, appunto, che il 17 febbraio sarebbero dovuti ripartire dopo la sosta, invece sono stati stoppati sul nascere. Vittima della pandemia quindi anche la montagna. Abbiamo chiesto sempre a Caner se fosse giusto chiudere gli impianti proprio per questioni sanitarie. Sentiamo. Ma guardi, io non intervengo sul piano sanitario perché spero che se hanno preso una decisione di questo tipo sia legata a dei dati scientifici che ci mettevano in difficoltà, soprattutto riguardo al tema della variante inglese, che ovviamente, come avete visto, sta colpendo molte regioni. Quello che comunque contesto e continuerò a contestare è la modalità, cioè non è possibile che a una settimana dall'apertura degli impianti ci venga approvato il protocollo per andare a sciare in sicurezza grazie a un grande lavoro che le regioni dell'arco alpino hanno fatto, e poi a poche ore dall'apertura
ci arrivi la comunicazione che gli impianti rimangono chiusi, facendo perdere parecchi soldi a tutti, non soltanto agli impiantisti, ma anche a tutto il mondo dell'indotto che si era preparato per la ripartenza. Quindi questo è ovvio che dal punto di vista imprenditoriale è stata veramente una mazzata per l'intero settore, e quindi noi chiediamo, come dicevo prima, non solo il piano vaccinale, ma indennizi e ristori immediati per tenere in piedi la nostra azienda. Allora, diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Dicevamo prima Elio Venturelli, presidente di Lessinia Turisport SRL, e Claudio Erbisti del Centro Fondo Conca dei Parpari. Benvenuti cari ospiti. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo con Elio Venturelli. Dicevamo, Presidente, se da una parte il grande circuito veneto degli impianti di un certo tipo, soprattutto quelli legati alla discesa, e il contesto generale che ci sta attorno, quindi l'impianto ricettivo, soffre drammaticamente questo stop, diciamo che la Lessinia invece non ne risente così in maniera pesante, anzi, complice una neve abbondante che non si vedeva da anni, la nostra montagna veronese sta vivendo un bel periodo, vediamo proprio dai fine settimana e quant'altro tantissime persone che salgono, e voi appunto, vediamo anche, chiedo l'aiuto alla regia di mostrare un attimo il vostro sito. Lei è presidente di Alta Lessinia, Centrofondo Alta Lessinia, eccolo qui il sito su cui trovare tutte le informazioni. Insomma, gli impianti sono aperti, le persone salgono in Lessinia per sciare. Ecco, ci faccia una panoramica di quella che è la situazione attuale dal vostro osservatorio. Certo, giustamente Matteo ha detto che ci sono vari fattori che hanno influito positivamente per la nostra realtà della Lessinia, e in particolare per lo sci di fondo, perché era l'unica attività sportiva rimasta disponibile, lecita, diciamo, e tanti si sono improvvisati nuovi fondisti, altri hanno rispolverato le loro vecchi sci, vecchie scarpe, e sono tornati a sciare, a fare lo sci di fondo, perché non potendo approdare agli impianti sciistici né del Veneto né del Trentino, rimaneva solo questa possibilità. Poi tanta neve, come quest'anno, in effetti era dal 2014 che non vedevamo un innevamento così cospicuo. È arrivata anche presto, quindi anche quello è stato un fattore positivo, perché la neve prima di Natale, non so quanti anni è che non ce la trovavamo, arrivava sempre ormai a fine gennaio e primi di febbraio. Quindi anche questo è stato un fattore di attrattiva della nostra realtà della Lessinia. Poi il fenomeno attuale riguarda un po' la diffusione delle ciaspole, cioè il camminatore che si immerge in questo paradiso innevato con l'utilizzo di ciaspole. Anche quello ha portato un grosso indotto di turismo in Lessinia. Noi siamo molto contenti, ovviamente, perché avendo la neve, avendo belle giornate, avendo già comunque tutta l'organizzazione pronta per gestire questa attività, noi abbiamo avuto la possibilità di offrire ai numerosi fondisti, nuovi o vecchi, ecco, delle soluzioni veramente eccezionali, perché 40 km di piste che sono battute quotidianamente ovviamente garantiscono al fondista una situazione ottimale. Poi, ecco, ricordiamo anche un po' le caratteristiche. Ricordiamo anche un po' le caratteristiche dei vostri impianti, poi sì, prego. Sì, noi abbiamo praticamente due collegamenti di tutte le piste, che sono Maiga San Giorgio il principale, Bocca di Selva il secondario, e poi raggiungiamo tutti i rifugi dell'Alta Lessinia, quindi vuol dire Podesteria, Castelberto, Maiga Lessinia, Montetomba, Maiga Malera con le pedonali, e offriamo quindi la possibilità anche di ristorazione agli utenti. Sono 40 km di piste che coprono tutta l'Alta Lessinia. Si aggiungono tutti i percorsi che abbiamo battuto per le pedonali, per i pedoni, sia che camminino con gli scarponi sia con le ciaspole. Loro possono raggiungere sempre dalle località principali, come ho detto,
di Maga San Giorgio, Bocca di Selva e anche da Passo Fittanze possono raggiungere tutti i rifugi dell'Alta Lessinia. Grazie intanto Elio Venturelli per questa prima presentazione, poi torneremo a parlare con lei. Nel comune di Roverè invece vediamo qui, abbiamo la pagina Facebook proprio Conca dei Parpari, abbiamo una foto anche che ci fa vedere, ci mostra, la ingrandiamo, Studio del Fondo Conca dei Parpari Sci Club di Roverè, un altro circuito leggermente più breve ma altrettanto vissuto in questi fine settimana intensi per la Lessinia, e quindi diamo la parola a Claudio Erbisti che fa parte proprio del centro fondo Conca dei Parpari per descriverci anche il suo punto di vista in un'altra zona della Lessinia. Sono giornate belle intense, Claudio. Sì, sono giornate belle intense e anche con molta gente che effettivamente dal 2014 non si vedeva così tanta gente. Noi abbiamo un circuito più breve, forse un po' più dal punto di vista agonistico, perché è nato proprio per gli atleti, e abbiamo circa 10 km di piste sempre battute, e da quest'anno abbiamo anche un percorso per le fat bike che si aggiungono al nostro centro, alcuni pezzi che sono pedonabili, e diciamo che il centrofondo gira intorno allo sci club, cioè noi abbiamo cercato di tenere questa visione, nel senso che con lo sci club di Roverè abbiamo gestito il nostro centrofondo per gli atleti, e quest'anno abbiamo visto anche un incremento, si sono incrementate tutte le iscrizioni anche degli atleti, delle tessere fisi, di tutti i sci club dell'Alta Lessinia, che da ormai 5-6 anni siamo un unico ente. Siamo tutti uniti insieme per lo sci nordico della provincia di Verona, insomma, obiettivamente. Chiariamo anche un aspetto, entriamo un po' nel vivo, dovrebbe raggiungerci anche tra poco il sindaco di Bosco Chiesanova Claudio Melotti, siamo in attesa, appena potrà collegarsi, avevo una riunione nel frattempo, ricordo che siamo in diretta, quindi siamo proprio live. Dicevamo, con Claudio Melotti parleremo anche dell'ordinanza che i sindaci hanno firmato per limitare in qualche modo la presenza di troppe persone, quindi evitare degli assembramenti, ma tornando un attimo da Elio, è un po' giustificata questa ordinanza secondo voi? Cioè, è giustificato il fatto di limitare una presenza in Lessinia, oppure il territorio è talmente ampio che tutto sommato si può gestire bene la situazione, almeno per quanto avete visto voi fino adesso? Beh, indubbiamente ci sono dei problemi di sicurezza, ecco, perché quando le macchine vengono parcheggiate a lato delle strade, ovviamente restringono la carreggiata e quindi creano sicuramente un problema di sicurezza anche per l'eventuale necessità di soccorso. Noi, specie la domenica e sabato, abbiamo sempre degli interventi da parte delle ambulanze e talvolta dobbiamo ricorrere all'elicottero perché l'ambulanza cioè, c'è talmente un intaso di macchine che va e viene perché il traffico alternato ovviamente non rende possibile il flusso normale. Quindi una preoccupazione anche da parte nostra c'è sempre stata su questa concentrazione, soprattutto la domenica, anche il sabato, ma un po' meno, ecco, già più gestibile. Faccio la stessa domanda anche a Claudio, perché sappiamo che tante persone appunto salgono in Lessinia, gli spazi, dicevamo prima con una breve chiacchierata che abbiamo fatto telefonicamente, gli spazi sono molto ampi, quindi non vedete più di tanto questo problema voi? No, allora all'interno del centrofondo, quelle persone che siano, non c'è mai problema di assembramento, perché abbiamo degli spazi così ampi. È ovvio che le macchine invece creano dei problemi. Io direi che più che un problema di assembramenti è un problema di viabilità, e quello insomma è giusto che venga fatto e seguito dai sindaci. Questo secondo me è importante, perché la viabilità deve essere la viabilità invernale, con le strade che sono più strette, i parcheggi non ci sono proprio tutti, deve essere in qualche modo seguita, e l'unico modo è fermare le macchine fino a un tot di macchine e poi non ci stanno più.
Questo è un articolo dal nostro sito veronadaily.it del 13 dicembre scorso, eravamo un po' prima di Natale, e questa è una foto, insomma, che è abbastanza comune, no? Per chi viene in Lessinia, è un ritorno durante il tramonto. Qui siamo più o meno a Rosaro, all'altezza del Miravalle. Chi frequenta la Lessinia chiaramente sa di cosa stiamo parlando, e già da qui parte la coda, e quindi si tratta effettivamente di un problema di viabilità. E poi chiaramente il 18 dicembre, anche alla luce di quanto accaduto, i sindaci della Lessinia dicevano pronti a chiudere le strade. I sindaci in particolare di Bosco, Erbezzo, Roverè si sono uniti per creare un po' di ordine e per cercare di garantire la sicurezza, soprattutto stradale. Qui un'altra immagine delle auto in coda in discesa appunto dalla Lessinia. Andiamo avanti un attimo, sospendiamo qui il discorso Lessinia, torniamo invece dai nostri ospiti che ha raccolto la collega Giorgia Preti questa mattina. In particolare torniamo a parlare di ristori e comunque di settore sciistico, perché con il nuovo ministro Garavaglia potrebbero arrivare, come ha promesso, effettivamente dei fondi per il settore, e Caner di fatto li sta aspettando. Sentiamo. Guardi, noi stiamo aspettando ovviamente con fermento l'intervento del nuovo ministro, perché effettivamente avevamo bisogno non solo di avere un ministero dedicato al turismo per l'importanza che ha questo settore, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di due cose in particolari: un piano vaccinale importante che metta in sicurezza tutta la popolazione, questo per poter ripartire col turismo, perché è ovvio che se non saremo in sicurezza non ci sarà neanche ripartenza turistica. Secondo, aiutare le nostre imprese turistiche, perché ovviamente devono essere tenute in vita in maniera tale che appena finirà questa pandemia si possa ripartire con una stagione, penso, estiva, che potrà essere molto produttiva, a patto, ripeto, che finisca la pandemia. E i ristori se li aspettano anche gli albergatori veneti. Sentiamo di nuovo Camposilvan. Guardi, nel 2020 sono arrivati ed erano insufficienti, ma nella maniera più assoluta. Nel 2021 per il momento si sta solo parlando, ma di effettivo non è arrivato nulla, per cui molte strutture, magari anche le più piccole, si trovano veramente in difficoltà, e finirà che se non arriva in velocità qualcosa, finirà che chiuderanno, e chiuderanno per sempre, e questo è un danno enorme per il turismo a livello non solo locale ma a livello italiano. E poi c'è il grande tema dei grandi impianti sciistici. Abbiamo raggiunto anche telefonicamente Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto, che è l'associazione che gestisce diciamo tutti i principali impianti del Veneto, e parlando di ristori la sua risposta è stata chiara. Sentiamo. No, non è arrivato ancora nulla, per il momento abbiamo solo delle promesse che speriamo si concretizzino, e anche velocemente, perché adesso siamo veramente allo stretto. Tutte le nostre società si stanno rivolgendo agli istituti bancari per far fronte ai mutui, per far fronte ai costi, agli stipendi, ai costi che comunque, come ricordavo prima, abbiamo e sono elevati, malgrado anche la non apertura. Torniamo dai nostri ospiti, torniamo da Elio e anche Claudio. Il territorio, diciamo, attorno ai vostri impianti, chiaramente, come sta funzionando? Parliamo di ristoranti, alberghi, perché no? Comunque di strutture ricettive. Cioè la Lessinia è pronta anche per questa seconda giovinezza, per questo risveglio che non si vedeva da tanti anni. Partiamo da lei, Elio. Sì, sicuramente abbiamo tutte quelle vecchie maglie che sono state riconvertite in rifugi, che offrono già un ottimo punto di ristoro per i nostri appassionati della Lessinia. Poi ovviamente invece le strutture già preesistenti dei bar e ristoranti delle località principali, quali Maga San Giorgio, ma anche Branchetto, Griez, quelle ha sempre supportato, diciamo, l'incontro col turismo, però adesso veramente si trovano anche loro ad essere così un po' troppo affollati, ecco, come i rifugi, che sono costretti a tornare anche in relazione
alla riduzione dei posti disponibili all'interno delle strutture, perché sono stati ovviamente allontanati i tavoli, quindi hanno ridotto drasticamente il numero delle postazioni per mangiare nel rifugio. E di conseguenza si sono attrezzati anche per l'asporto. Quando c'è bel tempo l'asporto si può fare tranquillamente, ma quando tira vento o comunque c'è nebbia l'asporto diventa impossibile. E stanno ovviamente anche loro un po' soffrendo questa calca, ecco, domenicale del turismo. Però ripeto, l'offerta è buona, ecco. Come si riuscirebbe un po' a destagionalizzare questa presenza, oppure anche a renderla un po' più costante durante l'arco intero della settimana? Magari lo chiedo a Claudio per poi tornare sempre da Elio. Prima parlavamo delle fat bike, dimmi se sbaglio ancora, Claudio, queste biciclette un po' che aiutano a diversificare rispetto allo sci, altre discipline. E poi anche pensiamo la neve, dicevi, dal 2014 che non cadeva così abbondante in Lessinia, quindi è possibile, pensabile creare un'alternativa anche allo sci, per esempio d'estate, oppure in quegli inverni dove effettivamente non nevica? Allora, si sta cercando ovviamente di creare delle alternative allo sci. Difatti il centrofondo d'estate diventa un parcheggio per i camper, un'area di sosta per i camper. E già questo secondo me è un'innovazione nella Lessinia, perché non si è mai pensato a gestire anche questa possibilità, che ne abbiamo tantissime. Camminare sta diventando una delle cose più importanti della vita sana e naturale, e quindi bisogna cercare di gestirla. Ovviamente le possibilità ci sono, bisogna che le nostre amministrazioni, ma anche la regione, ci dia una mano, nel senso che la Lessinia la vedo sempre un po' abbandonata, arriva sempre un po' dopo al resto del Veneto. Quando noi andiamo in giro a sciare, certi posti sono veramente più avanti, sia nell'inverno, nell'invernale, nel fondo, come proprio dal punto di vista dell'attrezzatura, di come gestiscono, sia dal punto di vista estivo. Speriamo bene, nel senso che le possibilità ci sono e noi abbiamo unito le biciclette, ma è tutto un divenire che per quanto riguarda Alta persone, Lessinia, invece, Elio, vedremo. cosa ci puoi dire? Grazie. Allora, ormai il turismo non è più relegato alla stagione invernale, perché tutto l'anno c'è basta che ci sia una bella giornata e la Lessinia si riempie di camminatori, di ciclisti, di cavalli, anche perché anche quelli lavorano molto d'estate soprattutto, però tutto l'anno, anche in autunno e primavera, i parcheggi si riempiono, i rifugi lavorano tutti quanti. Basta che ci sia una bella giornata, la gente viene su tranquillamente. Ovviamente si vorrebbe fare di più, si vorrebbe fare tante altre cose, però dobbiamo fare i conti anche con la realtà in cui siamo, cioè c'è un parco naturale regionale, quindi non è che si possa impiantare quello che si vuole, quindi bisogna fare i conti anche con le limitazioni che ci sono da questo regolamento dovuto appunto al parco. E poi c'è il discorso dell'alpeggio, l'alpeggio anche quello impone delle regole. Pertanto bisogna sicuramente sfruttare queste caratteristiche nostre, quindi offrire sicuramente il punto di ristoro per il camminatore, segnalare i percorsi, è quello un po' carente, forse lì potremmo fare qualcosa sicuramente, segnalare maggiormente i percorsi per i ciclisti con le difficoltà, con i chilometri, ecco. Assolutamente sì. Siamo sempre in attesa del sindaco, che evidentemente è ancora impegnato nel suo impegno precedente, vedremo se riusciremo a contattarlo. La Lessinia gode anche del cosiddetto turismo di prossimità, vediamo se può essere anche una soluzione per una fascia di turismo un po' più ampia. L'abbiamo chiesta sempre a Alberto Camposilvan di Assoturismo Confesercenti Veneto. Allora, il turismo di prossimità può essere per la ristorazione una soluzione
diciamo, momentanea. Per quel che riguarda gli albergatori, invece, questo è una cosa molto, molto difficile da poter valutare, perché la prossimità, uno si muove in giornata, si muove, non so, forse per un sabato, per una domenica, un mercoledì, tanto per darle idea, però noi abbiamo bisogno di persone che rimangano in albergo per fare dei numeri e per poter dare indotto nelle nostre località. Anche questo dicevamo, no? Elio e Claudio, è uno dei tratti tipici della Lessinia, cioè salire il sabato o la domenica, oppure addirittura in giornata solo la domenica e poi scendere. Un'altra delle sfide che dovrà avere il nostro territorio è quello di cercare di trattenere forse un po' di più le persone, no? Aumentare la presenza sul territorio e quindi diciamo riuscire a trattenerli almeno per un fine settimana, prevedendo dei pernottamenti e quant'altro. Forse questa è un po' la sfida del futuro. Sì, indubbiamente le nostre strutture alberghiere sono abbastanza ridotte, ma si sono ridotte negli anni proprio per la mancanza di un afflusso costante del turista permanente, e anche loro quindi stanno sicuramente soffrendo. Dobbiamo sicuramente investire tramite i canali anche pubblicitari, ecco, in questa immagine splendida che abbiamo della nostra Lessinia, magari attirando anche il turista che solitamente arriva sul lago di Garda, ecco, quindi sicuramente il tedesco è attirato anche dal Baldo e non conosce altrettanto la Lessinia perché è già più distante, meno raggiungibile. Ecco, sicuramente lì è un bacino su cui dovremmo lavorare. Grazie Elio, ovviamente la stessa domanda la faccio a Claudio per questa parità anche giustamente, perché stiamo parlando da una parte anche del territorio di Bosco, dall'altra un po' il territorio del comune di Roverè che è complementare diciamo in un'ottica di turismo e per certi aspetti anche conosciuto rispetto alla tradizionale via che porta, no, dalla Valpantena, sale poi da Cerro, poi Bosco Chiesa Nuova. Roverè è un po' defilato e ha tanto ancora da far scoprire di sé, o no Claudio? Allora, a Roverè abbiamo sicuramente tante montagne e tante malghe, però ovviamente non c'è la possibilità, cioè abbiamo pochissimi alberghi, pochissima possibilità di accoglienza. Ma questo sta di fatto è una cosa che viene da anni e anni in cui il turismo è stato anche demonizzato, nel senso che il turista non è mai stato visto proprio benissimo. Diciamo che negli ultimi anni è cambiata anche un po' la mentalità, c'è qualche degli piccolo agriturismi problemino che hanno dato una sensibilità alla montagna. Sì, si sono aggiunti, dico, tanti agriturismi che hanno dato molta possibilità alla montagna veronese e abbiamo avuto allora qualche incremento, però siamo sempre, insomma, dal punto di vista turistico è sempre un piccolo luogo con dei piccoli numeri. Il territorio merita qualcosa di più, come dice Elio, il problema del parco non è proprio da sottovalutare. Noi, insomma, certe cose si potrebbero fare, non si possono fare e bisognerà prendere delle decisioni prima o dopo. San Giorgio è il punto nevralgico della Lessinia, bisognerà capire come gestire una possibilità del genere e insomma gli amministratori dovranno in qualche modo prendere delle decisioni insomma in questo modo. Ecco Elio, a proposito di San Giorgio, perché poi si arriva sempre lì chiaramente, intanto ricordiamo che c'è un progetto anche di canteri per una riqualificazione utilizzando anche il 110%, questo super bonus per cercare di mettere mano alle abitazioni e ai condomini che per certi aspetti sono un po' obsoleti e quindi vanno riqualificati. Ma al di là di questo si torna sempre a parlare di San Giorgio, c'è grande voglia di rilanciare e ci si prova da tanti anni. Cos'è che manca davvero per poter creare quella giusta attenzione, quella giusta presentazione anche che hanno altri territori e che quindi li rendono appetibili a un pubblico non solo veronese? Mi dispiace che non ci sia Claudio perché stiamo potrebbe provando a sicuramente collegarci.
parlare del progetto che è già ormai definito di riqualificare San Giorgio, cioè ci sono dei fondi che verranno investiti soprattutto sull'arredo urbano, quindi anche la pavimentazione, i parcheggi, l'area campo. Però i dettagli dovrebbe Ecco, un po' Elio, spiegarli. sì, esatto, ti fermo perché hai chiamato il sindaco di Bosco di Chiasanova, Claudio È Melotti, arrivato. e il sindaco è arrivato. Allora, grazie sindaco per essere qui con noi. Sappiamo che ha dovuto fare i salti mortali per staccarsi da un precedente impegno. Stavamo ragionando un po' a tutto tondo su quello che è diciamo il momento della Lessinia, un momento che contrariamente ad altre zone del Veneto dove gli impianti sciistici, soprattutto di discesa, sono chiusi, i veronesi stanno riscoprendo finalmente la loro montagna. Può essere un'occasione, lo abbiamo detto tante volte, però va un po' regolamentata questa occasione. Partiamo innanzitutto da quello di cui stavamo dicendo con Elio Venturelli, cioè si torna sempre un po' a parlare di San Giorgio, perché si va a finire sempre lì, perché parlando di Lessinia, parlando di inverno, parlando di turismo, volenti o nolenti, si parla di Malca San Giorgio. Sappiamo che c'è un progetto in corso, è stato presentato ufficialmente in teatro qualche tempo fa. Potrebbe passare da lì un rilancio finalmente anche di questa stazione importante per la provincia di Verona. Sì, intanto grazie, scusate del leggero ritardo, ma come diceva Matteo non ho potuto fare diversamente. Grazie comunque dell'invito. San Giorgio è il cuore della Lessinia, il cuore della montagna veronese, per cui ogni progetto che deve contemplare la riqualificazione di questa località. Noi quest'anno abbiamo avuto uno straordinario inverno con tantissima neve, cosa che non si registrava da tanto tempo, e questo ha richiamato parecchi numerosi, anche per certi versi fin troppi turisti. Lì il progetto è in corso. Noi proprio domani mattina abbiamo un incontro con l'ufficio tecnico della provincia perché ci sono delle situazioni sulla viabilità che vanno definite. Il progetto è già stato presentato a tutti i proprietari principali della stazione e quindi proprietari di strutture, proprietari dei terreni su cui insisterà il nuovo anello da fondo. Il progetto è in avanzata stato di stesura e adesso stiamo cucendo tutti i pareri positivi che dovranno essere reperiti. Insieme a questo progetto urbanistico che prevede un nuovo anello da fondo situato in prossimità proprio dell'abitato di San Giorgio, prevede la riqualificazione dei piazzali, l'illuminazione, la piantumazione, un circuito, cioè un marciapiede che dia un po' di servizio anche ai pedoni, che prevede il riordino anche di un'area verde, che prevede alcune zone destinate ai camper. C'è tutto il progetto che sta per essere portato avanti da dei privati, da delle aziende private che tendono alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici, ma per quello che ha importanza più che altro per noi è l'abbattimento delle emissioni e anche il decoro degli edifici, proprio il decoro esterno degli edifici. Tutto questo dovrebbe comportare una San Giorgio rivista, rinata, bella, e che continuerà quindi a svolgere quel ruolo di polo trattore che soprattutto in questi ultimi tempi si è assolutamente valorizzato. Assolutamente. E prima, Sindaco, parlavamo anche con i nostri ospiti di questa attenzione che sta avendo la Lessinia, specialmente negli ultimi tempi, anche a causa di un'emergenza Covid che limita gli spostamenti nelle altre regioni e quant'altro. Cioè Verona sta riscoprendo finalmente, diciamo noi, la sua montagna, però con qualche criticità, soprattutto dal punto di vista della viabilità. Voi come sindaci avete, facevo vedere prima anche da un articolo apparso sul nostro sito veronadaily.it, il 18 dicembre 2020, quindi l'anno scorso, eravate pronti a chiudere le strade con un'ordinanza e così è stato effettivamente. Ecco, come mai eravate arrivati un po' a questa decisione? Quali sono state le criticità maggiori che avete rilevato e come sta andando? Perché sappiamo anche che nell'ultimo fine settimana ci sono stati dei controlli e in alcuni casi anche dei blocchi.
Allora, intanto vorrei dire che indipendentemente dal Covid, la Bosco Chiesa Nuova non è certo la prima volta che ricorre alla chiusura delle strade per evitare l'accesso alla zona alta. È una cosa che è stata fatta da sempre nel corso degli anni, proprio perché ci sono determinate situazioni che a un certo punto obbligano degli amministratori che cercano di fare le persone serie a prendere questo tipo di decisioni. Nella fattispecie c'è una presenza massiccia che non è, come dire, a un certo momento non è più sostenibile dal sistema viario innanzitutto, perché quando si cominciano a parcheggiare per chilometri le strade, le macchine in doppia fila sulla sede stradale dopo aver riempito parcheggi e quant'altro, è evidente che bisogna porsi il problema di come si possa uscire dopo da quella situazione, o se dovesse verificarsi un evento meteorologico piuttosto che un qualsiasi incidente, avere la possibilità di entrare e di uscire con mezzi di soccorso, con velocità. Le strade non sono il posto dove parcheggiare le macchine. La neve, tra l'altro, ostruisce gran parte, limita gran parte degli spazi, perché ci sono montagne di neve sui lati della strada, per cui anche ieri, presto, fatalità, ieri c'erano i campionati regionali di fondo a San Giorgio, per cui i piazzali erano già pieni alla mattina alle 9, e quindi io, se volete, vi giro un video che mi è stato girato ieri verso l'una persona che sta scendendo da San Giorgio in direzione di Velo, e c'è una coda infinita, praticamente tutta completa da San Giorgio e fino alle porte di Velo, di macchine che stanno salendo. Quindi è evidente che a un certo momento non possiamo più consentire che ciò avvenga, perché si creano ingorghi senza che la gente possa neanche scendere dalla macchina. È un discorso proprio di ordine pubblico, di sicurezza. Se vuole può anche girarcelo quel video, che magari lo facciamo anche vedere. Al netto, guardi, te lo giro seduta stante. Ecco, quindi in diretta vediamo proprio, finché gira questo, diciamo, video, il sindaco di Bosco. E abbiamo chiesto sempre a Camposilvan di Confesercenti Veneto qual è l'umore in generale di ristoratori e albergatori. Stiamo parlando chiaramente non della Lessina in generale, e sentiamo le sue parole. Ma guardi, noi da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile, secondo i DPCM che sono usciti, per metterci nelle condizioni di ospitare i nostri clienti nella sicurezza totale, per il limite che si può dare a questa parola. Però sinceramente le dico che adesso trovarsi all'ultimo minuto a dover chiudere le nostre strutture per vari motivi, pensi solo al fatto anche della ristorazione. Possiamo lavorare a mezzogiorno ma non possiamo lavorare la sera, e noi, le nostre strutture sono in sicurezza perché noi abbiamo rispettato, come dicevo prima. Però va così, dobbiamo adeguarci, e speriamo solo che lo Stato, diciamo il governo, adesso si è insediato il nuovo governo, ci dia perlomeno una mano sui ristori, e che capisca finalmente le difficoltà in cui noi siamo caduti con questa pandemia e con i DPCM che ne sono conseguiti. Siamo in diretta, vi dicevamo, il sindaco ci ha promesso di girarci il video, eccolo qua, lo facciamo anche vedere, magari lo commentiamo sempre con Claudio Melotti. Ecco, dove siamo, Claudio? Ripetiamolo per il pubblico che ci vedesse adesso per la prima volta. Questo è un automobilista che sta scendendo da San Giorgio in direzione Velo, quindi non verso Bosco ma verso Velo Rovereto. Ecco. E come vedete la coda è continua di autoveicoli che salgono verso Maga San Giorgio. Sì, è una fila, proprio un filotto incredibile. Tra l'altro vediamo anche delle pagine, macchine parcheggiate in seconda fila. Sì, e tenendo presente che questa è, senza offesa per nessuno, la via di accesso meno praticata, perché il grosso delle macchine arriva da Bosco, da direzione Bosco, non da direzione Velo. Addirittura qui vediamo proprio delle macchine
Sì, dicevo sindaco, addirittura vediamo le macchine chiaramente parcheggiate a bordo strada che restringono la carreggiata e quindi creano anche difficoltà qualora ci fosse il bisogno di far intervenire mezzi di soccorso o quant'altro, quindi prego, l'ho interrotta. No, Diceva che non è la via principale questa. Noi, gli amministratori, sono i primi a essere contenti se la nostra montagna è praticata. Ci mancherebbe altro, cioè facciamo degli sforzi perché ciò avvenga. Non capisco perché si possa neanche pensare che un amministratore scientificamente in qualche modo cerchi di rompere le uova nel paniere. Il problema è che il tema più grosso in questo momento è la viabilità. Naturalmente, quando, come è successo, le migliaia di persone scendono dalle autovetture, si avvicinano ai servizi, siano essi un noleggio, siano essi i ristoranti, i rifugi, possono creare assembramenti. Quando sono sparsi in giro per le piste, ovviamente questo non succede. Quindi, da una parte noi vogliamo che la gente continui a venire in montagna perché, come diceva il gestore prima, è evidente che c'è un problema economico per le nostre Ecco, le chiedo, aziende, esatto, che sindaco. che va in qualche modo aiutato, ma è altrettanto evidente che quando un rifugio ha fatto 2 o 3 turni, dopo è impossibile, cioè diventa anche per noi stessi, per i nostri esercizi pubblici, diventa un disservizio e questo non va mica bene, insomma. La montagna è un posto dove le regole ci sono, non è che perché siamo a 1600 metri di quota non esistano più le regole. Esistono le regole della buona educazione, della correttezza, della viabilità, che devono essere rispettate le norme, che parcheggi che siano corretti. Noi non abbiamo elevato praticamente nessuna sanzione perché non è quello il problema, ma certo saremmo costretti a farlo se, nonostante tutto, le cose continuano a evolvere in questo modo. Io colgo l'occasione, se ci fosse qualcuno che mi ascolta, magari degli amici di ATV, perché non fare, per esempio, cercare di potenziare un po' il servizio pubblico di trasporto. Una volta a San Giorgio salivano decine di pullman, adesso purtroppo è un sistema di trasporto che non è né previsto né in essere, ma che potrebbe magari essere ripensato, perché non è possibile pensare che si possa organizzare un servizio pubblico che durante il sabato, la domenica, insomma i giorni festivi, in qualche modo agevoli l'arrivo in montagna con dei mezzi pubblici che possano in qualche modo limitare l'accesso delle autovetture, insomma. Potrebbe essere una buona soluzione, lo riporteremo magari anche ad ATV, se ci sarà occasione di incontrarci nelle prossime puntate di Verona Live o comunque anche attraverso questa puntata. Rimanga un attimo lì, sindaco, perché facciamo fare un commento finale anche ad Elio Venturelli, presidente di Lessinia Turisport, e poi anche a Claudio Erbisti del centrofondo Conca dei Parpari. Insomma, avete sentito le parole del sindaco, chiaramente c'è voglia di lavorare, c'è voglia di dare un servizio, però a un certo punto, Elio, come diceva Melotti, i rifugi o i ristoranti, più di fare il doppio, triplo turno, poi diventa addirittura un disagio o un disservizio il fatto che ci sia troppa gente. Sì, ti posso assicurare che stanno facendo i salti mortali, perché ovviamente il loro principale obiettivo è di soddisfare il cliente, però vogliono anche rispettare le regole, quindi anche loro a volte si trovano veramente a lottare con i clienti per fargli rispettare, ecco, i distanziamenti o le limitazioni che ci sono proprio per i servizi erogabili, ecco. Quindi ti posso assicurare veramente che sono molto molto attenti, ecco, a quelle norme di sicurezza che sono state indicate, però c'è dall'altra parte questa richiesta continua, questo afflusso esagerato, ecco, di clientela, che anche loro devono capire che queste strutture sono nate poi su edifici che erano destinati a tutt'altra attività, quindi non possono pensare
che un rifugio sia paragonabile a un ristorante con tutte le disponibilità anche di spazi, di servizi, cioè sono strutture che erano maighe e sono state riconvertite in rifugio, quindi anche il turista deve capire questo e a volte invece non c'è questa flessibilità, ecco. Claudio Erbisti, sono disciplinati perlomeno gli sciatori? Beh, direi che fra tutti i sciatori sono i più disciplinati di tutti. Direi che perché il fondo è un bello sport, si lasciano andare e fanno chilometri, e quindi direi che fra tutti i sciatori sono i migliori, così. Tra l'altro Fra di è uno noi sport si può anche dire. per le famiglie, no? Nel senso che si possono avvicinare anche i bambini, poi chiaramente la Lessinia ha una tradizione sul fondo che non sono certo io a doverlo ricordare con titoli olimpici e quant'altro, però è uno sport davvero che si presta a tutta la famiglia. Si presta alla famiglia e in più i bambini fino ai 14 anni sono sempre gratuiti, quindi abbiamo migliaia di bambini, se possiamo dirlo, che vengono a sciare e che si divertono sempre in Lessinia. E questo è importante. Claudio Melotti, chiudiamo con una riflessione finale. Intanto ringraziamo ancora il sindaco che si è collegato con noi. Dicevamo, la Lessinia è una grande opportunità, ci devono essere delle regole. Chiaramente forse è arrivato il momento buono anche di vedere, no, questo territorio nella sua interezza, creando una sorta di sistema. Inciderà molto anche la comunicazione in futuro che uscirà da questo territorio, cioè bisognerà presentare anche in un'ottica post pandemica il territorio Lessinia come un comprensorio. Sì, ecco, sono perfettamente d'accordo, è uno sforzo, peraltro lo dico, che stiamo facendo da tempo, da anni. Ricordo solo l'ultimo, diciamo, delle iniziative che è sempre in essere, che è quella di destinazione Lessinia, cioè noi cerchiamo di proporre non più bosco piuttosto che velo, roverè o erbezzo, ma il comprensorio della Lessinia. Credo che in questo senso qualcosa sia stato fatto. È evidente che la promozione oggi, la pubblicità è l'anima del commercio, come diceva qualcuno, e noi cercheremo di fare necessità virtù. Certo, in questo momento dobbiamo, e torno, se mi consentite un attimo solo, a parlare di San Giorgio, porre mano finalmente in maniera molto determinata e significativa alla ristrutturazione di San Giorgio, che non sarà più quello che ci vediamo adesso, perché dobbiamo noi cercare anche di immaginare un comprensorio, una stazione che possa essere gestita 365 giorni all'anno e che diventi sostenibile anche da un punto di vista economico oltre che ambientale, e cioè mettendo a disposizione dei servizi, ad esempio come dei parcheggi tenuti in ordine, sistemati per bene, dove ovviamente, come succede peraltro dappertutto, il nostro cliente possa essere obbligato, scusate il termine, a versare qualche euro al giorno. Con queste risorse che altrimenti noi non riusciamo a disporre, noi possiamo pensare a qualcosa di gestito 365 giorni all'anno e che diventi veramente una offerta di servizi, oltre che un'offerta ambientale, turistica, storica e di tradizione come la nostra montagna ci consente di fare. Se mi consentite l'ultimissima cosa, e dopo veramente mi taccio, Lessinia Tourist offre il servizio di battitura delle piste da fondo, va bene, dove lo sciatore versa non so neanche più della verità quanti siano, ma qualche euro al giorno per poter sciare, ma gestisce anche 8 euro al giorno, ma gestisce anche chilometri di piste battute per i pedoni che possono naturalmente usufruirne assolutamente gratuitamente. Ecco, questo lo dico non per sottolineare questo fatto, ma per testimoniare la nostra disponibilità ad accogliere il turista, perché diversamente si potrebbe pensare anche noi mettiamo a disposizione gratuitamente delle risorse per poter offrire un servizio anche a una famiglia, a uno che non sa sciare, a uno che vuole ciaspolare, insomma,
Per cui ecco, la nostra disponibilità sta nei fatti e non è certo chiudendo o non chiudendo 2 ore la strada che questa disponibilità possa essere messa in discussione. E diceva giustamente gratuitamente, guardi, anche gli 8 euro davvero sono il minimo assoluto che uno, cioè voglio dire, anche questi 8 euro sono simbolici rispetto al grande lavoro che gli operatori come le Signaturis, ma anche Conca dei Parpari e quanti altri insomma fanno per garantire comunque una montagna accessibile, una montagna aperta alle famiglie e a tutti. Quindi davvero un plauso a questi operatori che garantiscono gli anelli da fondo, ma anche, come ha ricordato il sindaco, le piste battute. Quindi da questa sera deve essere ribadito il concetto che la Lessinia è aperta a tutti, la Lessinia chiaramente vuole accogliere il turista, però ci sono delle regole soprattutto che riguardano anche la sicurezza, soprattutto della viabilità, la sicurezza stradale. Quindi mi raccomando, cari telespettatori, se decidete di andare in Lessinia andateci anche durante la settimana se avete la possibilità, e cercate ovviamente di evitare, se ci sono degli assembramenti e quant'altro, i luoghi più frequentati. Il territorio è molto ampio, quindi utilizziamo anche tutta la Lessinia nella sua estensione. Allora, Claudio Melotti, grazie per questa sua partecipazione. Ci sarebbe ancora tanto altro da dire, perché sappiamo che anche Bosco ha dei grandi progetti. Non so se con il Covid si siano rallentati o meno, ma parliamo di un palaghiaccio rinnovato, parliamo di altre strutture, già ha fatto tanto con la piscina e quant'altro negli ultimi anni. Non so se vogliamo proprio chiudere con una chiosa finale su questo aspetto, e chiedo ovviamente scusa magari agli altri ospiti, a Elio Venturelli e a Claudio, se chiudiamo qui, ma ci sarà sicuramente occasione anche per rivederci più avanti. Melotti. Ma allora, per quel che riguarda il palaghiaccio, noi ovviamente come tutta l'azione amministrativa è stata rallentata, certo, però il progetto è in corso. Non vi nascondo però che noi stiamo immaginando di spostare il palaghiaccio dall'attuale sistemazione, perché vogliamo fare una Bosco Chiesa Nuova a misura di famiglia, a misura d'uomo, dove il traffico, o perlomeno la grande parte del traffico, si fermi all'inizio del paese e non continui con quel serpentone che credo tolga molto alla positività di un soggiorno nel nostro paese. Non ci mancano i problemi, ma io sono convinto, anche un po' spero con un ottimismo che troverà riscontro nella realtà, che dato che noi siamo uno dei pochi paesi in Veneto comunque che hanno il palaghiaccio, essendoci le Olimpiadi nel 2026, le Olimpiadi invernali, io conto che anche con questo traino potremo quanto prima vedere la partenza dei lavori. Quanto prima non vuol dire certamente fra un mese o 2, certo. Ci vorrà del tempo, ma dovrà essere pronto almeno per le Olimpiadi invernali, se non per qualche anno prima. Su San Giorgio ricordo che c'è un progetto molto ambizioso, che è quello appunto di vedere San Giorgio vivere di turismo tutto il tempo dell'anno, e che si chiama Bike Land Lessinia. Questo è un progetto che è stato già depositato e che fa della bicicletta, delle varie forme con cui si può usare questo mezzo di trasporto, uno dei motivi di rilancio e di attrattiva su San Giorgio. Quindi non solo neve, non solo camminate, non solo cavalli, non solo corse in montagna, non solo roccia, ma anche tutto il mondo bike, che sicuramente potrà dare molte soddisfazioni. E lo speriamo. Ed è un progetto che parte da Agrezzana, attraverso Cerro, Velo, Roverè, Erbezzo eccetera, Ala, si estende fino ad Ala, e quindi che vedrà nelle nostre piste invernali diventare d'estate le piste per l'esercizio delle più svariate forme di uso della bicicletta. E lo speriamo tutti. Infatti parlavamo di destagionalizzare anche le presenze, e questa può essere sicuramente una buona soluzione, anzi un'ottima soluzione. Allora ringraziamo il sindaco di Bosco Chiesa Nuova Claudio Melotti, ringraziamo il presidente di Lessinia Tourist Elio Venturelli, e ringraziamo anche Claudio Erbisti del centro fondo di Conca dei Parpari. Grazie per essere stati con noi, e Verona Live torna domani sera. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.
Verona Live torna domani sera, in replica stasera la puntata alle ore 21.